qui amici telespettatori, la bellissima rubrica dell'indovinello. Devo dire che questa settimana praticamente non ci sono stati innanzitutto vincitori, per cui l'indovinello praticamente, ossia l'oggetto misterioso che noi abbiamo fatto vedere in sovraimpressione, sarà sempre lo stesso, per cui per gli amici telespettatori che vorranno inviarci i loro sms i premi saranno molto maggiori, che poi fra un po' praticamente vi diremo quali premi ci saranno. Sì. Naturalmente, come avete visto, sono in compagnia di Marilena, la mia nuova collaboratrice. La vedrete soprattutto nelle prossime rubriche, perché ci sarà una rubrica nuova, la rubrica delle top model, di cui farà parte Marilena. La vedrete naturalmente sotto un altro aspetto, perché Marilena praticamente così la vedete diciamo in una maniera, nella rubrica delle top model la vedrete in un'altra maniera, per cui guardate bene e rimanete incollati alla sedia. Guardateci. Ok, allora innanzitutto cominciamo con gli sms che ci hanno inviato. Cominciamo con la Sicilia, che ci ha inviato Salvo da Trapani, Angela da Trapani e Giusy da Trapani, ma purtroppo devo dire che non era la Sicilia, anche se poteva sembrare. Che dici Marilena? Sembrava, no? Poteva sembrare, ma non lo è. Esatto. Continuiamo con Specchio, questo ce l'ha mandato Tamara da Mazzara del Vallo, e invece devo dire che purtroppo non era neanche uno specchio. No, neanche. Esatto. Vabbè, continuiamo con il lago, che ce l'ha mandato Rita da Mazzara del Vallo, e purtroppo devo dire che non era neanche un lago, per cui continuiamo e andiamo avanti e leggiamo. Una tartaruga. Esatto, questo praticamente ce l'aveva mandato Roberto da Marsala e Angelo e Mariella da Trapani. Devo ricordare che Angelo e Mariella da Trapani sono due grandissimi nostri fan, che noi salutiamo tantissimo. Ciao Mariella e ciao Angelo. E continuiamo e leggiamo. Un ippopotamo. Ippopotamo, questo ce l'ha mandato Francesca da Trapani, ma purtroppo non era neanche un ippopotamo, anche se credo che ci poteva anche somigliare, giusto? Sì. Calcolando dalla forma, cose. Vabbè, continuiamo e leggiamo una pianta, questo ce l'ha mandato Mario da Trapani, ma non era neanche una pianta. Andiamo avanti e leggiamo. La cartina dell'Italia. La cartina dell'Italia, questa praticamente ce l'ha mandato Laura da Trapani. Devo dire che tra cartina dell'Italia, tra Sicilia, l'oggetto misterioso potrebbe somigliare magari a una cartina geografica, ma purtroppo non è neanche questo. Andiamo avanti e leggiamo un toro, ce l'ha mandato questo Marcello da Marsala, ma purtroppo non è neanche un toro. Quello, no. Andiamo avanti e leggiamo una giraffa. Giraffa, che ce l'ha mandato Francesca da Trapani, e non era neanche una giraffa. Continuiamo con un orecchio. Un orecchio, questo ce l'ha mandato Nicola da Campobello di Mazzara, ma purtroppo non era neanche un orecchio. Andiamo al topo, il topo invece è stato visto da Salvo da Trapani, ma devo dire che purtroppo non era neanche il topo. Andiamo avanti e leggiamo. Una padella. Una padella, questo ce l'ha scritto Angela da Trapani e Roberto da Marsala, ma purtroppo non era neanche una padella. Andiamo avanti e leggiamo. Un posacenere. Esatto, un posacenere. Questo praticamente il posacenere l'ha visto Vincenzo da Marsala, ma purtroppo non era neanche il posacenere. Continuiamo con il buco dell'ozono. Il buco dell'ozono, perché ha visto nero, per cui praticamente gli è sembrato il buco dell'ozono. Invece non era neanche quello. Questo praticamente ce l'ha mandato Vittoria da Mazzara del Vallo. Continuiamo e leggiamo. Una serratura. Una serratura, Giovanni da Mazzara del Vallo, e purtroppo non è neanche una serratura. Neanche quella. Leggiamo poi. Una sfinge di San Giuseppe. Una sfinge di San Giuseppe, o una sfinge natalizia, ma purtroppo non è neanche questo. Questo praticamente ce l'ha scritto Michele e Valeria da Trapani. Continuiamo con un cane. Il cane, Alessio da Valderice, ma purtroppo devo dire che non era neanche il cane. Quella. Andiamo e finiamo con un pesce, che ce lo manda Gianni da Marsala. Purtroppo, amici telespettatori, anche per Gianni da Marsala devo dire che non hanno indovinato nessuno. No. Automaticamente ora faremo vedere di nuovo l'oggetto misterioso in sovraimpressione, per cui amici telespettatori guardate bene, perché questa volta i premi saranno molto maggiori, perché come ho detto la settimana scorsa saliranno. Giusto? Guardate bene, esatto. State attenti. State vedendo in questo momento l'oggetto misterioso, lo stiamo facendo rivedere di nuovo, appunto in sovraimpressione, in un modo molto più particolare, appunto per aiutarvi a cercare e tentare di indovinarlo. Secondo te cosa può essere, Marilena? Ma io, anche se lo sapessi, non lo direi. Certo. Vabbè, cosa possiamo dire? Possiamo darvi, non so, un aiutino. Io posso dire come aiutino che c'entrano le mani. Ah. Ok. Ok? Sì, va benissimo. Per cui una volta che ho detto questo ho detto tutto, per cui le mani c'entrano, anzi devo dire c'entra proprio una mano. Una mano, sì. Che può essere mano destra se giustamente è destrino, o mano sinistra se è mancino. Sì. È giusto?
Comunque una mano c'entra sicuro, per cui amici telespettatori più di questo non posso dirvi. Adesso naturalmente vi leggiamo i premi per questo indovinello, ossia per l'oggetto misterioso, e abbiamo un buon omaggio per una cravatta offerta dalla ditta Camice & Co in via Fardella a Trapani. Abbiamo una cintura uomo Cerbo Williams offerta da Blobo Calzature in via Fardella sempre a Trapani. Un paio di scarpine per neonato offerte dalla ditta Borotalco sempre in via Fardella a Trapani. Una sciarpa Sergio Tacchini offerta dalla ditta Buffa sempre in via Fardella a Trapani. Una trousse valigia, che questa è veramente favolosa perché l'ho vista, è una bellissima trousse, si chiama Transformer ed è offerta dalla ditta Leader Cosmesi in via Marconi 18 vicino al Cinema Arlecchino, sempre a Casa Santa Erice Trapani. Continuiamo con Allora, uno zerbino offerto dalla ditta Arte Persiana in via Fardella a Trapani. Un taglio di capelli e piega femminile offerti dalla ditta Team Parrucchieri di Alestra Salvatore in via Fardella a Trapani. Un ciondolino a cuore con strass offerti dalla ditta Yamamai via Fardella a Trapani. Una collana a filo di perle offerti dalla ditta Estro via Fardella a Trapani. Un pupazzo Winnie the Pooh offerti dalla ditta Mondo Bambino in via Fardella a Trapani. e naturalmente per finire un portachiavi personalizzato Stranamuri siciliano, che questo non poteva mancare perché almeno vi rimane un ricordo di noi. Va bene, amici telespettatori, questi sono praticamente i premi per l'oggetto misterioso da indovinare, per cui impegnatevi, guardate bene, in questo momento vi stiamo facendo vedere l'oggetto misterioso, tentate, ritentate perché ci sono un sacco di premi, per cui amici telespettatori mandateci gli SMS perché non vediamo l'ora di premiarvi, ok? Per la rubrica dell'indovinello Alberto vi saluta e vi saluta. E anche Marilena. Ciao. Ciao.